Potrei vivere ancora mesi, forse anni, ma non riesco a mangiare, a parlare, a dormire. E così Gianni Trez, veneziano di 64 anni, ex dipendente Telecom, se n'è andato come DJ Fabo questa mattina alle 11. Era ammalato di cancro da 2 anni, aveva scelto da lungo tempo di addormentarsi per sempre in Svizzera, in questa clinica, la Dignitas, alle porte di Zurigo. Provo dolori lancinanti e una sofferenza senza senso, le ultime parole, accompagnato in questo viaggio dalla figlia Marta e la moglie Manuela, che vuole se ne parli e così racconta ai colleghi dell'ANSA. Sono arrabbiata per questa cosa, perché sono dei pellegrinaggi crudeli, insomma, che costringono le persone ad andare fuori casa mentre potrebbero finire la loro vita tra Magari gli nel amici, in letto, nel famiglia. letto di casa. Così, anche il viaggio per lui è stato anche faticoso, anche se abbiamo noleggiato un'ambulanza. Cioè, un ulteriore motivo di stress. L'accompagnamento è stato fatto oggi, lo chiamano così, ora che la politica e l'opinione pubblica tornano a interrogarsi sulla morte dignitosa. C'è una legge in Parlamento ferma da un anno, hanno rinviato 3 volte la discussione, non si capisce perché. Come tutte le cose, per i diritti civili il nostro paese è molto indietro. Convinto sin dall'inizio della malattia 2 anni fa, si è informato personalmente, il colloquio ha scelto di farlo da solo. Tanti gli italiani che vanno in Svizzera, dice la moglie, sostenendo una spesa tra i 10 e i 15 mila euro, e si scopre che sono 5 i veneti che negli ultimi mesi si sono rivolti alla sola Exit, associazione torinese che si occupa dei suicidi assistiti. Ieri l'ultimo pranzo, insieme, poi il riposo in hotel tra una visita e l'altra, il tempo di un ultimo abbraccio e la forza ancora di scherzare per chi ha la consapevolezza di una scelta. Gianni, che ha la compagna di 40 anni, dice: ti telefono stasera e ti dico se c'è il paradiso.